Adesso è con noi in studio Raffaele Padrone, FSP Polizia, grazie per essere con noi. Grazie a lei direttore, grazie ai telespettatori. Abbiamo aperto il telegiornale vedendo un episodio che ha visto coinvolte sia la Polizia di Stato sia i Carabinieri, insomma, che hanno sgominato, grazie a questa sinergia, una banda attiva nel capoluogo giuliano che perpetrava diversi furti per decine di migliaia di euro. Insomma, la sinergia è importante e considerando anche quella che è la mancanza di personale, no? Ci si deve unire in qualche modo. Sì, lei tocca veramente i due tasti, ormai conoscendomi sa come potrei commentare questa operazione. Questa operazione si commenta chiaramente con i risultati, ma si commenta col fatto della stretta collaborazione tra le forze di polizia. Tra le forze di polizie che alcune volte avviene anche con la polizia locale. Abbiamo visto le nostre operazioni, questa è un'operazione in provincia di Trieste, in Trieste, ma questa sono operazioni che noi creiamo chiaramente con le procure, anche con le forze di polizia della polizia locale. Quindi molte volte con l'aiuto magari dei cani della Guardia di Finanza, lo vediamo magari nelle aperture delle scuole, lo vediamo nei controlli nei locali e sono, vede, attività che se mancassero si annullerebbero. Significa Certo. che non potremo disporre di personale che possa garantire questo tipo di attività che è importantissima per il territorio. Qua si parla di bande che consumavano furti e persone che entravano magari nelle abitazioni anche con le persone all'interno, ma sono operazioni che da sola una forza di polizia non può più garantirla. Una volta si parlava dell'attività di polizia di una squadra mobile minimo 20-30 persone. Oggi quando garantiamo una squadra mobile da 10 persone facciamo anche festa. Se poi consideriamo questi periodi di ferie o i periodi passati di malattia, io sì, dico sempre, no? L'attività viene svolta col personale che tu hai e quindi quello che puoi garantire è questo. Ci sono degli uffici dell'Arma dei Carabinieri che chiudono a una determinata ora. Una volta non sarebbe mai successo Certo. che un ufficio periferico dei Carabinieri chiudesse. Oggi la Polizia Stradale ha una macchina, due, in tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia di notte. Una volta non era pensabile che una macchina da Tolmezzo dovesse arrivare magari a Pordenone. Quindi voglio dire, questo insieme di attività garantisce ancora oggi la sicurezza ai cittadini che sono poi i contribuenti, come dico sempre, della sicurezza. Allora, quando io dico sempre che manca personale, è per questa attività che manca il personale, perché non è solo la questione che manca un personale in un ufficio, lo vediamo adesso, la gente mi chiede ma quando ci vuole, quanto ci vuole per un passaporto? Siamo già a novembre. Se oggi facciamo la domanda di un passaporto, la gente Certo. pensa che faccio la domanda 15 giorni canonici per andare in ferie, ma non è più così. È vero Eh, anche che insomma dirottando, no, concentrando il personale su una singola operazione c'è il rischio che altri interventi rimangano scoperti, ma chiaramente. sì, ma sicuramente perché a discapito di questa tipologia di lavoro sicuramente sono andate perse altre attività oppure sono state perse, vengono messe in un ordine di importanza e l'attività ha questo compito, questo svolgimento di lavoro che quindi rende impossibile l'immediato. Molte volte si lavora sull'immediato quando sentiamo, quando lei legge i comunicati o io ascolto la sua emittente o altre televisioni, preso e processo per direttissima. Perché? Perché sono lavori che magari svolge la squadra volante, l'ufficio operativo dei carabinieri, cioè cose velocissime che possono essere svolte nell'interno delle 48 ore, perché queste sono poi le regole della legge.
Il problema diventa un'attività di indagine per seguire una banda di criminali. Questo è. Ma per fare questo, quel personale che dicevo prima, quelle 10 persone, o si dedicano a questo o si dedicano ad altri. Ed è così che funziona anche all'interno degli uffici. Quindi, quando io dico che in una città come Pordenone quest'anno, 2023, usciranno 24-25 persone sicure, ma poi ci sono le aggiunte di chi ha raggiunto un limite di anzianità, Certo. vedete che alla fine ho sempre ragione, perché quello che succede a noi in polizia succede anche alla Guardia di Finanza e succede anche nell'Arma dei Carabinieri e nella polizia locale. Torneremo sicuramente sul tema, grazie a Raffaele voi. Padrone per essere stato con noi. Ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria, non cambiate canale perché l'informazione di Telepordenone riprenderà tra pochissimo. Grazie e a tra poco.